Quindi oggi babbo e mamma, benvenuti, presentiamo la ricetta del pane sardo. Quantomeno una varietà del pane sardo. Perché quante varietà esistono? Infinite varietà. Una di queste è quella che deve fare adesso mia moglie. Io poi penserò a fare e a mettere a posto il forno, perché anche la sua valenza il forno. Però questa è la fase primaria dell'impasto, eccetera, decidere l'impasto. Claretta le percentuali per fare su morbizzoso ovvero sia anche su giuvrage. Quali sono le percentuali? Ascoltare. Dai mamma, dici le percentuali della... Allora, 6 kg di semola. 6 kg, così tanto. Sì. O facciamo 6 kg complessivi, perché 6 magari... kg complessivi, va bene. Per quanti pani? No, aspetta, allora, prima stabiliamo le percentuali di semola e poi di farina, ovvero sia in sardo come la Facciamo 6 kg in tutto. Mettiamo 3 kg o 4 kg di semola. Aspetta. Sì? Questa percentuale può variare, ma mediamente siamo 4 kg di semola e 3 di farina. no, siamo già a 7. E dov'è? Questo Questo? diciamo Sì, perché c'è 1 chilo di frumento. Sì, per cui il peso totale diventa 7 kg con il lievito madre. Perché per il lievito madre si mette per chilo 200 grammi di lievito madre. E quante forme di pane escono? Allora, mediamente diciamo una quindicina. Beh, naturalmente dipende dalla forma. Tu puoi dare alla forma un volume più o meno grande, più o meno piccolo, per cui ne puoi fare 10, ne puoi fare 15, ne puoi fare anche 20. Se fai paninetti, ma naturalmente facendo su morbizzoso, diciamo la forma e il peso sono intorno ai 300 grammi, 250, 400, perché 400. subentra anche la cottura. Quindi noi cosa facciamo adesso precisamente? Che Adesso- tipo di pane facciamo? Su gibraggio. O morbizzoso, Sono varianti. sono le varianti capitanesi. E poi proviamo a fare anche sto bistocco? E su Su bistocco? bistocco. Sì. Oppure sto garasau, che differenza c'è? Su bistocco è soprattutto un tipo di pane oliastrino. Per la Oliastrino si cuoce 2 volte. sì, si cuoce 2 volte, è data ha la forma di una barchetta, ha uno spessore abbastanza consistente, diciamo intorno ai 3 mm, anche 4. E poi per mangiarlo dopo un certo periodo bisogna immergerlo nell'acqua, cioè metterlo a mollo. Perché Quindi per rimane cui lo duro. vedremo, allora, Sì. proviamo a farlo. Sì. Non abbiamo molta esperienza, però l'esperienza c'è per il... Ma se non oggi, magari in un'altra occasione, perché ha bisogno di un lavoro particolare quel tipo di pane. E soprattutto semola, non semola e poi un'altra parte del grano che è farina, non semola. Perché Cioè, farina e semola. sempre la farina di grano duro, cioè ovvero sia rimacinato di grano duro. Quindi Quella parte La di semola è farina, rimacinata. capita rimacinata. Sempre di grano duro, che niente differenza c'è grano tra secco. semola e rimacinato? È sempre normale. È una parte del chicco Del grano del grano. che viene Potresti fare anche usare per esempio tutto quello che è l'involucro esterno del chicco e fare per esempio la crusca che si dava alle galline eccetera, oppure fare il pane integrale. Il pane integrale naturalmente contiene tutto quello che è nel chicco. E noi Però è una facciamo lavorazione, integrale? No. è una lavorazione No. particolare, molto più impegnativa, soprattutto a livello di cottura. No. sì. Quindi non faremo Adesso, questa oggi no. versione. No, sono venuto morbizzoso o ciuvraggio. Ciuvraggio, non li Ma chiamiamo. questo di che materiale è? Questa è terracotta. Vabbè, sì, è un tipo di Scivella. contenitore, si chiama scivella, dove lo producono, soprattutto ad Assemini. A Semini ci sono i ceramisti
più importanti della Sardegna, alcuni molto, molto bravi, era anche a livello nazionale. Per dire, se andavo a fare dei paragoni con quelli di Faenza, di Grottaglia, eccetera, qualcuno di Assemini, in questa terra sperduta, ha vinto dei primi premi e ha battuto i professionisti della ceramica, per dire, per fare qualcosa di campanilista. Per dire. Va bene. Possiamo iniziare? Possiamo iniziare, dai, dai. Iniziamo con la pesata. Sì. Quindi qua è pesato 1 chilo, 1 chilo. Quindi Allora. cosa facciamo? Io ti aiuto. naturalmente. Dimmi tu cosa devo fare. Direttamente. Questa è la macchina Prima per prima mettiamo l'impastatrice. Sono Sì. professionali i miei genitori. Ecco. Allora prima diglielo che passiamo Prima mettiamo la semola e la impastiamo a parte, vero? Da sola. da sola. Perché? Perché si possono formare dei grumi. Mischiandola insieme all'altra farina si possono formare dei grumi perché la consistenza è È diversa. diversa. Per cui bisogna lavorarla separatamente e poi aggiungere l'altra. Certo. Vedremo in seguito come. Ah, questo. Ormai è 1 chilo. Quindi, ripito. Ormai è 1 chilo.